poco in canna. Che è successo? Juventus, ma il ricorso non lo doveva perdere il Napoli. Non gli dovevano dare qualche squalifica in più, qualche punto al Napoli di penalizzazione. Invece sembra proprio che Osimhen con la Juventus ci sarà. Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale qualora siete nuovi. Victor Osimhen ci sarà contro la Juventus e questa è una bella notizia per noi tifosi e per il Napoli, che ritroviamo la punta titolare soprattutto. Giusto così, giustizia fatta mi viene da dire, perché non era giusto che Osimhen si andava a prendere 2 giornate quando c'è Immobile che ha fatto la stessa cosa praticamente, lo stesso gesto, dando uno schiaffo, ora mi ricordo a Vidal, qualcun altro ha dato una pedata, praticamente una tacchettata al viso di Cragno, almeno una giornata di squalifica e sapete bene chi è. E per questo ritengo giusta la decisione del giudice sportivo. Ci ritroviamo con Osimhen in campo contro la Juventus. Aspettiamo anche il verdetto di Ospina, che io penso, come vi ho detto nella live e nel video precedente, che secondo me anche Ospina ci sarà contro la Juventus. Niente, bene così, noi si gode, speriamo di godere ancora di più vincendo contro la Juventus sabato. Così allora sì, che è proprio la ciliegina sulla torta, e poi vediamo se voi ridete ancora su di noi. Magari, visto che avete perso già con l'Empoli che c'ha la maglia azzurra, chi lo sa, la seconda volta perdete con Napoli. Speriamo. E niente, con questo è tutto ragazzi, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale di Napoliello 87, non aspettate la carrozza, voglio. Osimhen gioca, per quelli che tanto dicevano Osimhen non giocherà, magno tuo babà, ma proprio tutto mock, sai, da trasindato, proprio a casa da rimanere qua. Niente, meglio così, perché io Petagna non lo potevo vedere, visto quel Benevento come ha faticato. Figuratevi con la Juventus, che se Bonucci e Chiellini fanno la partita della vita, faticherà anche lo stesso Osimhen. Però già avendo un Osimhen rispetto a un Petagna è diversa la situazione, perché è un giocatore veloce che se lo fai andare via, Bonucci e Chiellini la voglia a correre, non ce la fanno mai. E niente, con questo è tutto ragazzi, buona serata a tutti amici da Napoliello 87, come sempre voglio, forza Napoli!